in edicola in abbinamento all'Arena, che è appunto Cangrande, il principe di Verona. Si chiude qui un percorso che Anna Lerario, la regista qui presente, e suo marito Antonio Bulbarelli, produttore, hanno iniziato qualche anno fa, quando sono venuti da me e da Marco Ambrosini, per dire: abbiamo un'idea che loro già avevano sviluppato, perché lo sapete bene, hanno prodotto anche altri documentari. Abbiamo iniziato nella bella Verona, dopo il DVD della Giulietta Romeo, il terzo prodotto è stato quello del Labirinto di emozioni, ma il sogno nel cassetto ce l'hanno sempre avuto su Cangrande, il principe di Verona. Questa è la prima vera proiezione proprio in città, in territorio cittadino, quindi la prima volta in cui la città di Verona ha modo di vedere, di apprezzare, di ammirare questo docufilm, peraltro dopo la proiezione al cinema, alla mostra del cinema di Venezia, in cui ha riscosso un grande risultato in termini di critica e di apprezzamento. Il perfezionamento di questo percorso, quindi veramente grazie Anna Lerario, grazie Antonio Bulbarelli e a tutto il vostro staff di attori, di collaboratori che qua si sono resi. È un onore poter dare, un piacere poter dare il saluto e il contributo dell'amministrazione comunale, una figura storica così importante come Cangrande della Scala, che ha reso Verona importante, l'ha resa conosciuta, che ha fatto da mecenate a Dante. Come sapete, qui Dante ha concepito la sua idea, il suo progetto politico di monarchia, che ha scritto, a quanto narrano le fonti, buona parte del Paradiso, dedicandolo poi a Cangrande della Scala. Sicuramente un cast di ottimo valore e quindi complimenti e buona visione. Grazie. Bene, ringraziamo quindi il Comune di Verona, che appunto assieme alla provincia ha contribuito, e anche un importante contributo l'ha riconosciuto alla Regione del Veneto, che loro hanno partecipato, hanno vinto un bando appunto per finanziare quest'opera. Lascio la parola a Antonio Bulbarelli, che assieme a Anna Lerario hanno creduto e realizzato questo motivo di premio. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Io sarò brevissimo, voglio ringraziare ovviamente chi ci ha aiutato, e quindi in primis Marco Ambrosini, la provincia, Loris Danieli e il Comune di Verona, che sta aiutando anche lui per la distribuzione di questo documentario, il sindaco e soprattutto anche la consigliera, che ringrazio la dottoressa Antonia Pavesi, che oggi purtroppo non è potuta venire e che sta dando una mano anche lei per la distribuzione e la diffusione del documentario. Un documentario che sta dando delle grandissime soddisfazioni a partire dalla 70esima mostra del cinema Venezia, e anche qua a Verona stiamo riscontrando tantissimo entusiasmo. E un ultimo ringraziamento a chi ha reso anche possibile il documentario, oltre agli sponsor istituzionali, anche sponsor privati, due in particolar modo. Il primo è il Chiovo Verona, Luca Campedelli, che ci ha aiutato assolutamente finanziariamente per concludere l'opera, e ci ha fornito anche una bellissima armatura, che è quella di Cangrande, che vedrete, che è stata realizzata da Decao ed è proprio fedelmente ricostruita su quella che conosciamo della statua equestre di Cangrande. L'altro sponsor che voglio ringraziare stasera, oltre al Chiovo Calcio, è Serego Alighieri, famoso produttore di vini della Valpolicella, perché ci ha aiutato anche proprio perché è un discendente diretto di Dante, perché il figlio di Dante, Pietro Alighieri, aveva preso una tenuta in Valpolicella che è l'attuale tenuta dei Serego Alighieri a Gargagnano di Valpolicella. E quindi ci ha dato una mano insieme alla Fondazione Masi, e io li ringrazio. Ringrazio anche mia moglie, la regista del suo talento. Volevo fare solo una dedica. Io e Antonio vogliamo dedicare questa bellissima serata a un nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato quest'anno e che, nonostante la sua malattia e i suoi problemi, faceva sempre di tutto per essere presente ad eventi come questo. Questa sera lui non può essere qua e quindi voglio ricordarlo e dedicare a lui questa serata. E saluto anche per questo, visto che ci sono presenti i suoi familiari, i suoi amici, e li saluto e li ringrazio per essere venuti al gruppo Amici degli Spastici. Grazie per essere stati. Grazie a Alessandro Bonifatto, e la dedico a lui. Adesso che amava moltissimo i miei documentari, le voleva sempre, la prima coppia la voleva lui. Voglio adesso lasciare la parola, o meglio la voce,
a Patti Simon, che veramente ha reso il documentario così speciale a mio avviso per la sua musica così epica e cinematografica, e che dovrete assolutamente sentire perché ha una voce a mio avviso celestiale che insomma va apprezzata anche al di là del mio lavoro. Grazie a tutti e a te Patti. Grazie. Presento la colonna sonora principale del documentario su Can Grande della Scala. Signore e signori, è per un immenso piacere potervi far vedere il documentario su Can Grande della Scala, il principe di Verona. A voi la proiezione e soprattutto buona visione.